eccoci pronti, nuova edizione del nostro TG, tanti gli argomenti, ma cominciamo dai titoli. La sanità sul tavolo romano, gli impegni assunti dal ministro Speranza che oggi ha incontrato a Roma i primi cittadini calabresi. L'ASP di Cosenza rischia il collasso, nessuno vuole assumersi la responsabilità di approvare il bilancio, da mesi l'azienda è senza manager. Imponente manifestazione stamattina a Lamezia, degli olivicoltori protestano per contrastare gli oli provenienti da altri paesi comunitari ed extracomunitari, chiedono un prezzo equo per l'olio calabrese. I lavoratori del Calpark non percepiscono lo stipendio da 9 mesi, stamattina hanno protestato davanti al rettorato dell'Università della Calabria. 2 persone, un iraniano e un calabrese, beccati alla frontiera con un assegno da 100 milioni di euro. Beccati dai carabinieri di Scigliano 4 persone che avrebbero messo in atto uno stratagemma per usufruire del reddito di cittadinanza. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10, in apertura alla sanità. Oggi una delegazione di sindaci calabresi è stata ricevuta a Roma dal ministro della Salute Roberto Speranza, un incontro che gli stessi primi cittadini hanno definito positivo. Ma quali sono stati gli impegni assunti dal ministro? Noi abbiamo raggiunto al telefono il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, il quale ci ha detto che il primo risultato positivo di questo tavolo è senz'altro lo sblocco delle assunzioni. Al termine di questa mattinata di dialogo il ministro ha rilanciato dicendo che subito dopo Natale ci sarà un'ulteriore attenzione per la Calabria. I particolari nel nostro servizio. L'emergenza sanità sul tavolo del ministro Roberto Speranza, che oggi a Roma ha incontrato i sindaci calabresi. La delegazione guidata dal primo cittadino di Corigliano Rossano, Flavio Stasi. C'erano i sindaci di Locri, Catanzaro e Vibo, oltre alla nutrita rappresentanza della provincia cosentina. Incontro positivo lo giudicano i primi cittadini che portano a casa impegni precisi. Bloccare le graduatorie, quindi far delle assunzioni, perché altrimenti la sanità chiude, e quindi questo è stato un impegno preciso. In più abbiamo chiesto al ministro di rivedere il commissariamento, anche lui si è accorto che la situazione non è bella, infatti prima dell'entrata in vigore del commissariamento del 2009 i LEA erano a 150 come parametro, dopo 9 anni 10 per la verità sono a 136, quindi non ha prodotto nessun risultato. Ora incalzeremo il ministro per capire se mantiene gli impegni che ha assunto. L'approccio è stato buono. La situazione calabrese sarà monitorata. Ha preso un impegno di mantenere aperto il tavolo con i sindaci della Calabria. Questo sì, e noi di questo l'abbiamo ringraziato, e ci aggiorneremo subito dopo le festività per capire se si sono fatti passi avanti rispetto alla riunione odierna. Ancora per la sanità siamo all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza che rischia il collasso. Pensate, nessuno si vuole assumere la responsabilità di approvare il bilancio. Da mesi l'azienda è senza una guida, quindi senza un manager. Vediamo. L'ASP di Cosenza rischia il collasso finanziario. L'azienda sanitaria tra le più grandi d'Italia, che gestisce una popolazione di 750.000 abitanti, è ferma al palo. Ad oggi non sono stati approvati il bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2020, né si è iniziato a predisporre il bilancio consuntivo 2019. In più non sono ancora stati nominati i vertici e da mesi l'ASP è governata da commissari facenti funzione, scelti tra i dirigenti più anziani dell'azienda. È evidente che il decreto Calabria ha causato un drammatico vuoto di potere nelle direzioni generali delle ASP e delle aziende ospedaliere calabresi. Il consigliere regionale Carlo Guccione ritiene che l'ufficio del commissario e la regione non possono più tergiversare e lasciare in questo stato di precarietà l'ASP di Cosenza, che ora rischia un vero e proprio default finanziario. Vanno prese immediate misure tese a garantire il governo reale dell'azienda attraverso la nomina di un soggetto attuatore che ponga come chiari obiettivi, dice Guccione, quelli di mettere in atto tutto ciò che è necessario ad approvare il bilancio consuntivo del 2018, quello preventivo del 2020 e a predisporre i necessari atti per il bilancio consuntivo 2019.
Ancora per la sanità, questa è un'avvertenza che stiamo seguendo da tempo, si tratta della Coop Service. Oggi una nuova protesta, un nuovo tavolo in prefettura, la proposta di soluzione dell'azienda per la revoca dei 30 licenziamenti gela i lavoratori, vediamo perché. Per revocare i quasi 30 licenziamenti, tutti i lavoratori della Coop Service, in tutto sono 91, dovranno decidere di lavorare di meno, abbassare il monte ore e dunque ridurre ancora lo stipendio. È la proposta che l'azienda stamattina ha portato al tavolo in prefettura a Cosenza, tavolo a cui non era presente il commissario ad acta per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli, che è stato raggiunto telefonicamente ed ha interloquito con i sindacati. Spetterà ora a questi ultimi parlare con i lavoratori e prospettare il piano previsto dalla Coop Service. Stamattina i lavoratori si erano incatenati in piazza 11 settembre in attesa delle decisioni dell'ennesimo vertice. Nel pomeriggio c'è poca voglia di parlare. In sostanza ora saranno gli stessi colleghi dei dipendenti licenziati a dover compiere una scelta, un momento davvero difficile. L'avvertenza degli ex operatori sociosanitari che come il canguro ha fatto passi indietro dopo le vibrate proteste in autunno, sono stati demansionati nelle funzioni e nello stipendio, poi i licenziamenti senza preavviso. Oggi una nuova proposta che va nella direzione opposta a quella sperata dai lavoratori. Ancora per le proteste, la manifestazione regionale alla Mezzia Terme degli olivicoltori che chiedono maggiori garanzie, protestano contro gli oli che arrivano dall'estero e poi chiedono un prezzo equo per l'olio calabrese. Vediamo. Un lungo serpentone di trattori per le strade di Lamezia Terme, oltre 200 mezzi agricoli hanno percorso circa 19 km dallo stadio Carlei fino a Santa Eufemia, poi il sit-in di oltre 2000 produttori olivicoli scesi in piazza per chiedere un prezzo equo per l'olio calabrese e misure straordinarie per aiutare le imprese in crisi. Non chiediamo assolutamente assistenzialismo, siamo scesi in piazza perché abbiamo una dignità, non vogliamo che il nostro lavoro venga mortificato così come sta succedendo in questo periodo. Abbiamo un crollo vertiginoso dei prezzi, abbiamo una mancanza totale di domanda, dall'altra parte c'è tanto lavoro, tanti sacrifici, tante responsabilità perché il settore olivicolo calabrese garantisce il 15% dell'occupazione nella nostra regione. La manifestazione promossa da Agrinsieme vuole richiamare l'attenzione sulle difficoltà del comparto. C'è una grossa quantità di prodotto che non si vende e la qualità, dicono i produttori, va pagata al giusto prezzo. Chiediamo un intervento serio, chiediamo un intervento di supporto, chiediamo un intervento che guardi a maggiori controlli sulle importazioni perché il primo problema è dovuto al fatto che si è data disponibilità ai paesi extracomunitari, in particolar modo alla Tunisia, di entrare nei mercati europei senza pagamento di dazi. Quindi subiamo una concorrenza sleale perché in questi paesi i costi di produzione sono molto più bassi dei nostri, con una differenza sostanziale anche dal punto di vista qualitativo. Molte le aziende ormai in ginocchio, tra le richieste degli olivicoltori quella di dichiarare uno stato di crisi del settore, prevedendo un provvedimento legislativo specifico che consenta di attivare misure previdenziali, fiscali e creditizie a favore degli imprenditori olivicoli in difficoltà. Abbiamo bisogno che il governo nazionale, assieme alla UE, la comunità europea prendano atto della situazione e frenino questa discriminazione che c'è nel comparto olivicolo. Ancora lavoratori in difficoltà dalla Lamezia, ci spostiamo a Rende, 9 mesi senza stipendio. Si tratta dei dipendenti del Calpark, stamattina hanno protestato davanti al rettorato, vediamo. Questi che vi mostriamo sono gli uffici della Calpark, il parco scientifico e tecnologico della Calabria, nato nei primi anni 90 con la mission di promuovere e generare innovazione, competitività e sviluppo. I dipendenti, che sono rimasti in 6, non percepiscono lo stipendio da 9 mesi, ma quello che è più preoccupante è che non ci sono certezze sul loro futuro occupazionale. Hanno tolto al Calpark
il suo ruolo e lo hanno lasciato privo di commesse sostanzialmente, facendolo praticamente portandolo in una situazione di asfissia. Quindi oggi siamo in una situazione in cui i dipendenti non percepiscono le retribuzioni da 9 mesi. E i soci nell'assemblea del 18 ottobre invece di deliberare per dare attività a Calpark, che è una controllata pubblica, hanno preferito la strada di sostanzialmente promettere una ipotetica riallocazione dei dipendenti, che tra l'altro non si riesce a capire in che modo potrebbe avvenire, che ad oggi non c'è, e spingendo di fatto i lavoratori a una situazione che è difficile. Sono stanchi, avviliti, demoralizzati e nonostante il vento gelido di oggi hanno manifestato tutto il loro disappunto sotto gli uffici del rettorato. Vogliono risposte, ma nonostante le richieste nessuno ha preso a cuore il loro caso. La commessa che era stata promessa è stata poi non trattata affatto dal Consiglio d'amministrazione dell'università, anzi era stata messa all'ordine del giorno e poi misteriosamente è sparita. Il nuovo rettore pare che abbia abbracciato assolutamente diciamo questa volontà negativa nei confronti di Calpark e ha persino rifiutato di incontrare i dipendenti con una richiesta che recentemente abbiamo fatto. La FIOM CGIL è al loro fianco e fanno sapere che lo stato di agitazione durerà ad oltranza. Oramai la situazione è diventata insostenibile, quindi chiediamo che si trovi una soluzione al più presto per dare sollievo ai lavoratori e alle famiglie che oramai avanzano 9 mensilità. Andiamo avanti ad oltranza perché lavorare in questo modo non ha più senso e quindi i lavoratori continueranno con proteste. Ci decideremo di volta in volta dove recarci e le azioni da fare per protestare contro questa situazione. Siamo alla politica regionale con i nodi del centrodestra per la candidatura a presidenza della regione. Vediamo. È un vero e proprio guazzabuglio, se volete un rompicapo, il dilemma della scelta dei candidati che parteciperanno alle regionali in Calabria. Il PD che appoggia Callipo, Oliverio che accelera e frena contemporaneamente, Aiello che dopo aver incassato il sì del Movimento 5 Stelle comincia a mettere in campo i temi della sua campagna, Tanzi che con il suo camper gira in lungo e in largo la Calabria dichiarando guerra alla vecchia politica e alla burocrazia, Nucera che con il suo movimento è convinto di intercettare i desiderata dei calabresi. Manca il centrodestra, ecco appunto il centrodestra fermo su posizioni rigide come quelle della Lega e di conseguenza come quella di Forza Italia. I primi vorrebbero scegliere ma sanno che non possono perché spetta agli azzurri e tra le due forze politiche il clima è, per usare un eufemismo, teso. Il commissario Invernizzi attacca, Tallini contrattacca e i consiglieri regionali di Forza Italia chiedono a Berlusconi di porre fine all'arroganza della Lega. I dirigenti calabresi del partito sono stanchi di assistere a continui attacchi che gli uomini di Salvini riservano ai sindaci forzisti come per esempio Mario Chiuto. La Lega, si legge in un comunicato a firma del capogruppo regionale di Forza Italia Claudio Parente, mostra un atteggiamento schizofrenico. Basta ricordare che solo un mese fa ha candidato ed eletto in Umbria la signora Tesei che in 10 anni di amministrazione del comune di Montefalcone ha provocato un dissesto finanziario di 4 milioni. Ora è evidente, si legge ancora, che si tratta di 2 pesi e 2 misure che lasciano basiti. È atteggiamento scorretto, scrivono i consiglieri regionali di Forza Italia, che non può essere più tollerato. Ecco perché si chiede l'intervento di Berlusconi. La giudiziaria adesso con l'assoluzione per, lo ricorderete sicuramente, la vicenda dell'incendio nella Baraccopoli. Vediamo. La Corte di Assise di Palmi ha assolto Lisa Emike Potter, la donna accusata di avere deciso e affidato a 2 persone l'incarico di appiccare il fuoco all'interno della Baraccopoli di San Ferdinando. Era il 27 gennaio 2018. Il rogo fu causa della morte di Becky Moses, 26 anni, nigeriana. Imprigionata nelle fiamme, la giovane donna non ebbe scampo. Nel disastro rimasero ferite altre 2 persone. Becky era stata ospitata a Riace ma aveva dovuto lasciare il paese, modello dell'accoglienza, dopo che la sua richiesta di protezione internazionale era stata respinta dall'Italia.
Lisa Emiche Potter, secondo la procura di Palmi, avrebbe organizzato tutto per punire una rivale in amore che viveva nella baraccopoli. Chiunque fosse l'obiettivo, sempre che un obiettivo ci fosse, la tragedia si consumò lo stesso, purtroppo, con Becky vittima incolpevole della follia o della fatalità e anche dei meccanismi di una legge e di una burocrazia asettica e forse eccessivamente blindata. Adesso la decisione dei giudici che assolvono la Potter perché il fatto non sussiste, una soluzione piena dunque che restituisce certamente serenità ad una donna risultata estranea ai terribili fatti contestati, ma lascia un vuoto nella ricostruzione della tragedia e nella ricerca della verità. Giustizia per Becky vuol dire fiducia nello Stato e nel lavoro degli inquirenti, perché una cosa deve essere chiara: chi ha sulla coscienza quella donna per dolo o per colpa non può restare impunito. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha assolto i presunti mandanti dell'omicidio di Luca Bruni, il cadavere dell'uomo ritrovato dopo 2 anni dall'assassinio. Vediamo. Confermata l'assoluzione in Corte d'Assise d'Appello a Catanzaro di Roberto Porcaro, sentenza ribaltata, dunque assolto anche Francesco Patitucci, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione. Non sono loro, secondo la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, i mandanti dell'omicidio di Luca Bruni, ucciso a colpi d'arma da fuoco e ritrovato nelle campagne di Orto Matera tra Castrolibero e Rende nel dicembre del 2014. Luca Bruni, esponente del gruppo Bella Bella, era scomparso nel gennaio del 2012. Il corpo rinvenuto 2 anni dopo l'omicidio, grazie al collaboratore di giustizia Adolfo Foggetti, che si era autoaccusato di aver ucciso Bruni. Ancora la cronaca, beccati dai carabinieri di Scigliano 4 persone che avrebbero messo in atto uno stratagemma per incassare il reddito di cittadinanza. Vediamo. 4 furbetti del reddito di cittadinanza beccati dai carabinieri di Scigliano nel Cosentino fanno parte del medesimo nucleo familiare e per ottenere il beneficio hanno utilizzato un trucchetto semplice ma ingegnoso. I carabinieri del piccolo centro silano hanno infatti scoperto che padre, madre e i 2 figli, tutti conviventi nella stessa abitazione nel centro storico del paese, nelle pratiche di richiesta del reddito di cittadinanza avevano autocertificato di risiedere nel medesimo indirizzo, ma riportato e scritto in 3 diversi modi, con altrettanti interni, per eludere il controllo delle banche dati dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, e così il vico di residenza della famiglia, correttamente riportato nell'ISEE dei genitori, è stato trasformato dapprima in via, quindi in via Vico I. La famiglia figurava così formalmente distinta in ben 3 differenti nuclei familiari, uno composto dalla coppia di genitori e gli altri 2 singolarmente da ciascuno dei figli. In questo modo, dallo scorso mese di maggio erano riusciti ad ottenere dall'INPS circa 1.500 euro al mese. I militari però si sono accorti dell'anomalia nel mese di agosto. Nel corso dei quotidiani controlli documentali avevano notato come tutti i componenti della famiglia rientrassero tra i percettori del beneficio, circostanza questa che hanno ritenuto doveroso approfondire, e così hanno acquisito dall'INPS e dal comune di Scigliano la documentazione relativa alla loro situazione, scoprendo il trucco utilizzato per ottenere il reddito di cittadinanza. Ai carabinieri è bastato osservare i movimenti dei componenti della famiglia ed effettuare un sopralluogo a sorpresa presso l'abitazione per riscontrare i loro sospetti e documentare le false informazioni anagrafiche fornite. Sono state quindi sequestrate le tessere emesse dall'ufficio postale di Scigliano nei confronti dei 3 nuclei familiari fittizi. Il provvedimento preventivo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Cosenza. I 4 sono stati denunciati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e comunicazione non veritiera dello stato di famiglia. Adesso dovranno restituire all'INPS quasi 9.000 euro frodati. Viaggiavano con un assegno da 100 milioni, un calabrese e un iraniano sono stati fermati alla frontiera. Vediamo. Avevano con sé un assegno recante la quota di 100 milioni di euro di provenienza sospetta. Per questo i finanzieri di Ponte Chiasso hanno fermato alla frontiera 2 persone, un 56enne di San Calogero in provincia di Vibo e un iraniano di 38 anni. L'assegno era stato emesso dal Credit Suisse di Ginevra.
I due sono stati fermati mentre erano in auto e cercavano di oltrepassare il confine. I finanzieri hanno anche sequestrato un contratto stipulato fra l'iraniano e il vibonese relativo al pagamento di 14,5 milioni di euro all'atto dell'incasso dell'assegno da 100 milioni. Il sequestro è stato convalidato dal PM della Procura di Como. Il calabrese era stato condannato per narcotraffico internazionale nell'operazione denominata Decollo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e ora si trova sotto processo per usura a Vibo Valentia. Arrestati dai carabinieri nel Reggino, 2 topi d'appartamento sono stati sorpresi dalle telecamere di sorveglianza. Vediamo. Ecco nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza 2 topi d'appartamento in azione. Il furto è avvenuto lo scorso settembre a Campocalabro. Adesso i 2 presunti responsabili sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Si tratta di Patrizio Bevilacqua di 33 anni e Damiano Vincenzo Bevilacqua di 37 anni. Quel giorno i 2, dopo aver rotto il sistema di chiusura del cancello carrabile di un'abitazione situata in pieno centro, si erano introdotti nell'appartamento impossessandosi di monilino e argento per un valore complessivo di circa 5.000 euro e della somma di denaro contante di circa 1.000 euro. Poi si erano dati alla fuga a bordo di una Renault Clio di proprietà della figlia di uno dei 2. Della vettura era stato falsamente denunciato il furto per ostacolare l'attività investigativa dei carabinieri. Le indagini si sono avvalse dei tradizionali metodi di indagine supportati da accertamenti tecnici come quelli che hanno condotto all'esame dei fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza dell'area. Il tutto ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei 2 indagati. A Cosenza adesso la Camera di Commercio e il Tribunale di Catanzaro hanno firmato un protocollo per la gestione delle crisi che riguardano le imprese. Vediamo. La Camera di Commercio di Cosenza e il Tribunale di Catanzaro hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la costituzione di un organismo di gestione delle crisi di impresa. Si tratta del primo protocollo tra un ente camerale e un tribunale regionale, siglato direttamente dal presidente Giuseppe Valea. Innanzitutto io ringrazio il Presidente del Tribunale delle Imprese regionale, il Presidente Valea, di essere oggi qua per fare questo accordo quadro. Da 1 agosto subentra in realtà la crisi di imprese, quindi la famosa OCRI, e noi vogliamo formare chi in realtà la deve gestire e avere a che fare come Presidente del Tribunale delle Imprese come poterla gestire insieme, quindi un tavolo. È il primo accordo che si fa in realtà tra Camera di Commercio e Presidente del Tribunale delle Imprese regionale, ma noi lo vogliamo fare per portarla anche a livello nazionale, perché essendo anche come segretario generale al tavolo nazionale con Ministero e Union Camere, portare eventuali novità. L'abbiamo fatto oggi perché c'era il Consiglio e nel Consiglio abbiamo approvato il bilancio 2020 e abbiamo messo delle risorse per fare questo tipo di formazione e per far sì che i gestori che devono gestire questa crisi delle imprese siano più preparati possibile. Un appuntamento domani all'Unical, si parlerà di sicurezza informatica, l'appuntamento alle 15 all'University Club dove sarà presentata la nuova edizione della Cyber Challenge. Vediamo. Professor Furfaro, domani si parlerà di sicurezza informatica all'Università della Calabria per il 2° anno consecutivo. Sì, questa è la 2ª edizione a cui l'Università della Calabria partecipa dell'iniziativa che si chiama cyberchallenge.it. È un'iniziativa che è promossa dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica ed è un'iniziativa volta al reclutamento di giovani talenti appassionati di informatica e più in generale di sicurezza informatica. L'iniziativa come si svolge? Ci sarà un pre-test online che si svolgerà il 17 gennaio in tutta Italia e poi a seguito di questo pre-test gli studenti che supereranno questa selezione parteciperanno a una selezione locale che si svolgerà per noi presso l'Università della Calabria nel mese di febbraio del 2020 e poi ci sarà un percorso di formazione che si svolgerà nei mesi tra marzo e maggio. Questo percorso di formazione poi porterà a una competizione locale mirata a selezionare i più bravi in questo campo e i più bravi parteciperanno poi a una competizione nazionale il mese successivo. Dalla competizione nazionale poi si formerà un team italiano di Cyber Defender che parteciperà a un'analoga competizione a livello europeo.
Chiudiamo con le previsioni del tempo. Correnti umide di scirocco, attivate da un centro di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale, apportano condizioni di tempo instabile con precipitazioni diffuse, specie sulle aree ioniche. Oggi sereno o poco nuvoloso sulla fascia tirrenica, maggiore nuvolosità su quella ionica dove, specie in serata, si verificheranno piogge sparse. Temperature sopra le medie del periodo. Passiamo ai mari e ai venti. Domani agitato o addirittura molto agitato lo Ionio, il Tirreno risulterà mosso o molto mosso al largo, poco mosso sotto costa il settore centro-meridionale, mosso altrove. I venti spireranno ovunque da scirocco con intensità moderata o forte. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia come sempre a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata.